defensive teams over the course of the last 10 games. Clippers, Miami, The Clippers in second. I mean, they've been impressive on the defensive end, and they may have caught a few teams on off nights, but you've got to give them credit. They made scoring a chore when you look at their opponents. Chris Paul, attenzione. Here's Freak. Qualcuno fa subito qualcosa di incredibile. Freak's got his first points of the game. I'm not sure who was supposed to be on him that possession. I mean, apparently neither did the defenders. Attenzione a Paul, attenzione a Chris. Now here's Paul. Not a lot of room. Dai, fie che voglio vincere. Redick with contro i it. Clippers. He's coming off a 16-point game against Orlando. Clock at 4. Shot from free throw range. Purtroppo perdiamo il rimbalzo. Johnson, the pass to Paul. Mamma mia, che stoppata! Che stoppata! È fantastico, Wade. This game is all even. Dai che Miami comunque c'è, siamo una seconda forza estera, è importante che sia ovest, siamo le squadre più forti, chi se ne fotte. Possiamo fare un buon playoff secondo me. Paul kicks to Johnson. There's the pick. Back to Paul, and the ball Madonna, i Clippers sono ridicoli, sono ridicoli i Clippers. Looking now at the numbers for Chris Bosh. He showed up every night and some noteworthy performances over the last month. Averaging 17 points per game, 7 rebounds and 2 assists. And just look at those scoring totals. Il Kuma era solo pronto per un impossibile. Yes! Solo rete. Absolutely. I mean, he has those real natural Blau scoring job, instincts. Kuma. The ability to find creases in the defense. Just Fantastico, Kuma veramente ha fatto un missile terrare. He feeds it to Vasquez. Johnson the screen. Attenzione. Hits the front of the rim. Oh, first rebound in the game. Adesso vogliamo anche il primo assist. Cazzo, come me l'ha presa, Dio Cristo. Vabbè, erroraccio come Livingston kicks to Vasquez. Here's Johnson. Los Angeles with another miss. Perfetto. There's no getting around the simple fact that that's a shot he has to knock down. Now, Freak. Come ragione, Parlo di Livingston. And what I enjoyed when watching that game contro was Brooklyn 13 punti e 7 assist, ragazzi, sempre meglio come indiane. Miami shooting their 7th and 8th free throw attempts for the game right here. Primo libero sbagliato da Anderson come sempre. Ok, 1 su 2. And this year they haven't quite been able to maintain the free throw percentage they had last season. Clark, they've been struggling here on offense. Yeah, a little bit of cottonmouth here. Dry spell for sure. Madonna, gioco a 3 punti per i Clippers, che mongoli però. A great opportunity for a three-point play. Fallo proprio inutile. The Clippers shooting their 6th attempt at the charity stripe in the game. And as a team, really just middle of the pack in terms of their percentage from the line at about 76. Those are good numbers for any team. I mean, they can feel extremely good about their free throw shooting percentage this season. Poteva essere anche assist. Kevin, let's see how the Clippers have performed over the last few Stiamo weeks. giocando anche bene, ragazzi. Siamo contro i Clippers, quindi insomma non proprio l'ultima arrivata. Il problema è che nei playoff andiamo sicuri o secondi o terzi, secondo me. Primi sarà difficile con Cleveland. Il problema sarà i playoff, che secondo me è tutta un'altra storia. Però va bene, concentriamoci sulla regular season. Sealing games at the line. Livingston passes to Vasquez. Il missile. From outside. Bravo Anderson. They've been beating them to a lot of those loose balls and rebounds here to start. Yeah, the half and half balls are going their way, and that's really a function of effort and intensity. You know, the ball doesn't discriminate. Whoever goes and gets it, that's who owns it. Here's Stoudemire and Madonna, Stoudemire sta facendo cagare. And now here comes Vasquez leading the break, and the foul called on Fallo di Vasquez. That is his first foul of the game. Manco male, cioè veramente di culo, qua. Dai. Excellent example of toughness and physicality on defense. Got his nose right in the middle of things and made a play. Green dishes to Freak. Dai, Freak. Qualcuno prova una cosa un po' impossibile. Stoudemire outside, 6 to shoot. Galloway kicks to Freak. The Heat need to get a shot off. Mamma mia, che brutto attacco, ragazzi. L'attacco non proprio ciò che i Clippers hanno una bella difesa. Now here's Vasquez. Attenzione Redick. Da solo, questo era mio, era mio. Era mio. Sorry.
Johnson's got his first bucket of the game, and he's on the board for 3. Dai, Kume. Freak passes to Anderson. Green dishes to Freak. Me la passano spesso ormai quando la chiamo, questo errore che hanno fiducia in me. There's a screen. He kicks it to Anderson. Yes. No, dai però. Che nervi. Dio Cristo però. Non posso. Anderson, fai proprio cagare, Dio santo. Sei tatuaggi hai proprio, mamma mia, solo personaggio sei. It's like a running game in football when you can pound the basketball inside. It also allows you to control the team's transition. Dai. 19 seconds left in the first. Facciamo muovere anche la statistica degli assist. To the left side wing. Livingston. Here is Livingston. Merda, guarda come l'ha passata. Meno male. Green. Mamma mia. Vai ragazzi, terzo quarto, 6-2, 6-6. Partita discreta per il momento. Green. I Clippers sono forti, difficile fare tanti punti e assist con 9-5-5, abbiamo non è neanche male. Più 6 però, più 6 Los Angeles adesso purtroppo che seconda nella Western, quindi le 2 seconde si affrontano. C'è la Eastern e la Western. Mamma mia, qualcuno ha fatto un miracolo. Yes! Qualcuno ha fatto una cosa veramente degna di nota, però finta un'entrata per poi scaricarla esternamente a Galloway. Con calma, come relax. Si può ancora vincere questa partita. Bravissimo come contro gente molto più alta, fantastic. In partita vediamo un po' di statistiche. Fantastic, slow jump come vai. Ed è seconda rubata, ne ho perse 4, ma ne ho anche recuperate però. No, non mi puoi fare sti errori. Los Angeles has gone 2 of 5 with the 3-point shot since coming out of the break. Però, Redick dishes to Pierce. That's good. Brutto errore del Kume qua, veramente un tiro semplicissimo. Abbiamo cannato in pieno, meno 4. Now here's Freak. He's guarded close. Palle, vaffanculo. Dai, della carità. Yes. Bravo Kume. E mettiamo anche il secondo. And the Clippers buonissimo 2 su 2 ancora, vai. Griffins checked in, and Miami also making a switch. Whiteside's checked in. E il Kume ruba una palla impossibile. Galloway, the pass to Freak. Cosa ha rubato il Kume? Non mi sono filato di tirare perché avevo paura della stoppata. There's 18 seconds left in the third quarter. Kicks it to Whiteside. Buono, mettila però. Yes, grandissimo. Ci voleva questa, 3 palle recuperate, 6 rimbalzi, 7 assist e 11 punti, signori. Il Kume è sempre su medie fantasmagoriche per un giovanotto al secondo anno in NBA. Bravo. Finisce anche il terzo quarto, buono. Tutto dai, facciamo giocare anche il quarto, però se no mi incazzo. Mamma mia, veramente ci giochiamo tutto, ci giochiamo tutto nel quarto. And Freak subbed in for Dwayne Wade. J.J. Redick is out there with Crawford. Then it's Chris Paul. Then there's Griffin. And it's Vasquez in at the shooting guard position. Io non devo chiamarla, bravo. Bravi ragazzi, molto bravi. Non è che c'è il sorpasso. And here is Paul. Perché sono caldo nelle palle rubate, proviamoci. That's his first foul of the game, and the bonus will go to the free throw line. Buono, prima di Paul, buono, purtroppo. Pari, seconda di Paul. 2 su 2, madonna. Meccanica di tiro quasi perfetta, non ai livelli di Ray Allen, ma quasi. Vai Kume, adesso dobbiamo rendere Los Angeles un inferno. Catching up on the changes for the Clippers. No, me la dà persa. And Pierce subbed in for J.J. 5 palle perse, questo è il vero mio problema, lo sappiamo da ogni NBA. Oso troppo.
Ne recupero anche, dai. Stoppatore su Paul. Stoppatore su Paul, questo è importante. I like their energy, and if they can maintain that level of effort, I think it bodes well for them down the stretch. La potevo tirare, non me la sono sentita. Attacco meraviglioso, ma la mettiamo. Well, as we move into the fourth, it's been an even game. Yeah, it has been. Neither team able to create any significant separation so far. Guys, teams have exchanged the lead 5 times thus far. Non cerchiamo di non regalare falli perché comunque possono andare dalla lunetta nel bonus i Clippers. Paul ragiona. Feeds it to Crawford. Non può metterla e infatti non la mette. Miami grabs the miss. Bosh has got rebound number 8 here tonight in the game. Calma. Right side a screen. Freak kicks to Winslow. And it's Bosh at the elbow. Vai Bosh. No, Bosh la sbaglia, l'importante questo, eravamo più 3, un possesso pieno di vantaggio. 3 su 10 di Bosh, non veramente una statistica meravigliosa per Bosh. Griffin, stoppone su Griffin. Bravissimi, 90-87. Stiamo calmi che possiamo fare un'impresa. And look at how the hustle game has been going for the Heat. Contested shots and block shots. Their bread and butter defensively. They're giving up no easy looks. Signori, alley-oop di Griffin. Silenzio. Torniamo a -1. And come up with quite a few steals and deflections. Right side a screen. Non passo più dishes to Winslow. Crawford against Green. Here's the buon blocco del Cume. And Jordan sends it back. They retain possession. Quella non può stoppata. Ma vaffanculo, no, però. No, non metterla. Manco male, però stiamo soffrendo tanto adesso, Stiamo sbagliando l'insbagliabile. E come ci prova? Peccato. Oh, Paul fuori, questa è una bella soddisfazione. Ho buttato fuori Paul, sesto fallo di Chris. Ancora grandissimo 2 su 2. Dai, 9-2-8-9, dai ragazzi che andiamo a vincerla. 13 punti, 8 rimbalzi, 7 assist, più rimbalzi che assist. Un playmaker molto completo. 1 minuto e 20, non è ancora vinto niente, chiaramente, ma stiamo comunque facendo una gran gara contro una squadra superiore. Come fa un buon fallo qua, infatti, un buon fallo del Cume. Dai, non mettere tutte e due. 1 su 2. Secondo, yes, dai, adesso bisogna fare il più 4. Ragioniamo, cerchiamo di fare. No, ma che errore, ma andate a cagare. Pesante questa infrazione di 3 secondi offensiva, molto pesante. Jordan the screen. Griffin passes to Jordan. Eccolo là, arriva il pareggio. 9-2, it's incredible. No, la cosa ho sbagliato io, Dio, Pokius, il mitico Pokius. E il Cume però la stoppa! Il Cume però la stoppa con cuore, dopo un erroraccio. Seconda stoppata, a parte le palle perse, statistiche incredibili, però ha fatto un errore pesante. No, che dormita ragazzi di squadra, bruttissima questa, molto brutta. Tornano in vantaggio Clippers, un po' è colpa anche mia, adesso devo... Niente, non ne va più una però, non ne va più una, incredibile, 7 palle perse. Non è il record di squadra per fortuna, che se no c'è Wade che ne ha perse 13 mi sembra, però Fiori.
Incredibile. E anche per 2 palle perse così decisive, anche colpa mia. Baseline jumper and the ball travels out of bounds. It was last touched by Whiteside. No, impressionante, impressionante. Dai, andiamo a perderla così per colpa anche di Veneziano. Dio Cristo, però! Partita così bella. Jordan with it. He's picked up by Whiteside. Eccola là. Finisce qua, ragazzi. Finisce qua, una partita giocata bene, ma alla fine mi è venuto il braccino corto, l'ho preso in culo. L'ho detto proprio volgarmente, ma è così. Niente da fare, finisce qua. Sconfitta contro i Clippers, ma peccato. Peccato onestamente, perché potevamo fare molto meglio. Ho ciccato gli ultimi 2 possessi, li ho sbagliati completamente. Andiamo a vedere le classifiche, va? Ragazzi, andiamo a vedere le statistiche. Allora, come personali possiamo vedere a destra punti per partita 12,3, 5,1 rimbalzi, 8 assist, stoppate 0,3, palle recuperate 1,6, percentuale dal campo 42, tiri liberi 73 e da 3 40. Palle perse 2,6, ecco, ne abbiamo. Vediamo intanto. No, classifiche conference, siamo secondi, ancora 22 vittorie e 14 sconfitte. Cleveland comunque ha un buon vantaggio e vabbè, insomma. Qua vediamo Veneziano, eccoci qua. Stiamo andando comunque abbastanza bene, dai, però c'è ancora da lavorare. Ecco, questi sono i miglioramenti che ho fatto finora, quindi non negativi. E niente, Fioi, dai, adesso vediamo la prossima partita. Devo mirare le palle perse, soprattutto alla fine. 2 palle perse nelle ultime 2 azioni offensive non sono inaccettabili. Raga, un saluto da Kumendo. Bene, siamo. Ciao!